Eder. Mech. Pallister. Allora, io ho capito quello che vuole, il messaggio che vuole mandare il generale, nel senso che il generale dice sicuramente si tratterà di fare un'ipotesi, perché non avremo certezza assoluta, ma perché il povero corpo di Liliana non ci può dare queste risposte con certezza assoluta. Però allo stesso tempo dobbiamo ricordare quello che ha riferito il loro consulente, quindi il professor Barisani, qualche giorno fa, il quale ha rilasciato un'intervista dove lui dice: io sin da subito nella mia consulenza, e questo è vero e lo confermo perché la consulenza lo dice, ho sempre parlato di lesioni causate da terzi. Quindi adesso poi quello che diranno i consulenti della procura non lo sapremo, non lo sappiamo con certezza. Di sicuro invece non in questo incontro in cui veramente effettivamente si è parlato di poco rispetto a quello che poi scriveranno, perché dovranno fare ancora dei ragionamenti, dovranno chiudere insomma il loro lavoro. Di sicuro negli scorsi incontri si è parlato di quella lesività importante sulla verso Tratti 2 che ci dice invece che comunque si è potuto trattare di una lesività comunque vicina alla morte, quindi molto vicina, quasi causata nell'immediatezza della morte. Da quello che sappiamo, che abbiamo raccolto in questi 3 anni, potrebbe essere andata così. Comunque le lesioni non sono lievi, non è un semplice schiaffo come ha detto qualcuno. Lei è stata veramente picchiata di brutto e i sacchetti sono serviti soltanto per coprire il volto, perché era sanguinante secondo il mio punto di vista. Lei è morta perché con una botta sulla schiena, una sullo sterno se non sbaglio davanti, e tutto il resto lei è svenuta e qualcuno l'ha finita, questo è. Noi abbiamo fiducia nella dottoressa Cattaneo, siamo speranzosi perché anche da quello che avete fatto vedere come è stato maneggiato il corpo, qualcuno dovrà risponderne, perché non è possibile quello che abbiamo visto in questi 3 anni, sapere le botte che ha preso, come è stata rivanata, come è stata messa nella bara senza zinco. Ci sono delle responsabilità e qualcuno dovrà risponderci. Non lo hanno fatto per 3 anni, lo faranno adesso, mi auguro. Io lo sto dicendo da 3 anni. Non c'è un capitolo della vicenda di Liliana che fili liscio, ad esempio quello della bara zincata è un mistero. Le cose che dice Sebastiano sono giuste a metà, perché quando siamo entrati alle pompe funebri l'impiegata ci ha detto che è arrivata l'email dalla dottoressa Kercia dove diceva che il corpo doveva essere conservato nel miglior modo possibile e non poteva venire esposto e non poteva essere dato per eventuali studi agli studenti, diciamo, no? Quindi quando lui ha chiesto che voleva cremarla, la signorina gli ha detto: guardi, adesso non lo possiamo fare, lo potrà fare più avanti e le costerà 3.000 euro. Dopodiché siamo andati a scegliere la bara, ma soltanto come colore, perché la signorina non ci ha detto: questa non ve la posso dare perché non è quella giusta e non è con lo zinco. Non ha mai parlato l'impiegata di bara con zinco o senza zinco. E quindi se qualcuno ha sbagliato dovrà risponderne. Però c'è anche un altro fatto. Sebastiano il giorno dopo è tornato in agenzia perché lui mi ha dato una coperta per mettere Liliana in questa coperta, come aveva detto l'agenzia, che volevano un lenzuolino. Lui ha insistito per questa coperta. Questa coperta per sbaglio è arrivata a casa mia dentro la mia macchina. Io l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, senza che vieni fino a qua, ti mando la coperta in ufficio da mio genero, che è lì vicino alle pompe funebri. Quindi vai a prenderla lì e la porti all'agenzia. Quindi lui è tornato. Io non posso dire che lui in quel momento ha cambiato la bara, ma non è vero assolutamente che l'agenzia ci ha parlato di cassa zincata o meno. Noi abbiamo scelto con Sergio soltanto il colore e presenti erano mia figlia, la moglie di Sergio, lui
Io e Sergio eravamo in 5, nessuno di noi 5 ha sentito Va bene. parlare di cassa zincata. Allora, Il vero problema è che noi abbiamo chiesto quasi insomma in modo prima della riapertura di queste indagini l'esumazione che non c'è stata mai accolta. certo. Quindi il vero problema è il tempo passato che non ci ha permesso poi di effettuare quegli accertamenti che dovevano essere fatti in modo veloce, perché al di là di come è stata conservata Liliana, l'esumazione doveva avvenire molto prima, perché comunque abbiamo fornito degli elementi che ci facevano dire che non si trattava di un certo. suicidio, mentre invece la procura ha sempre Andava trattato in quella il caso come un direzione. suicidio. Sì, no, volevo solo aggiungere che lei non è stata adagiata dentro la bara, è stata messa dentro un sacco bianco. Mia mamma ha avuto anche l'autopsia, però io l'ho trovata distesa nella bara, l'ho potuta vestire. Perché Liliana è rimasta in un frigorifero per 5 giorni? Hanno fatto l'autopsia troppo in ritardo anche, perché? Io quando vedo gli altri casi in TV, che le vostre giornaliste dicono domani, dopodomani verrà fatta l'autopsia, perché Liliana in frigorifero a più 12 e dopo 5 giorni? E già lì l'hanno rovinata, come Salma. Sì. Già lì l'hanno Poi c'è e anche... noi questo lo stiamo dicendo. Io spero che al di là di tutto, di tutti i 25 punti, qualcuno dei preposti, degli addetti ai lavori, diciamo così, adesso non mi viene, parte degli inquirenti, venga indagato, venga, che Catena di vengano errori, fatte delle ecco. indagini No. anche su questo, Va anche bene, su poi questo devono indagare. ci sono altri, ma non è voi? possibile che finisca così. Allora, mi voglio riallacciare a quello che diceva prima Silvia sul discorso dello schiaffo, che potrebbe essere solo uno schiaffo. Innanzitutto, se c'è uno schiaffo, chi lo dice, deve tener conto del fatto che a questo punto c'è la presenza di un terzo, che finora è stato escluso. Anche un semplice schiaffo c'è la presenza di un terzo, quindi è una persona diciamo che non è confacente poi alla dinamica suicidiaria. Per quel che riguarda invece le lesioni e l'asfissia, di sicuro questa è la causa. Però noi abbiamo sempre detto che ci sono delle lesioni che non sono con causa della morte di Liliana, però che ci possono far dire che c'è la presenza di un'altra persona che le ha causate. E il fatto che siano state aggiunte queste ulteriori lesività, quindi rafforzano la nostra tesi, rafforzano la tesi che Liliana non si è suicidata, che Liliana è stato oggetto di un'aggressione e che a seguito dell'aggressione poi c'è stato un omicidio. Questa è la nostra ricostruzione, la ricostruzione che comunque ci hanno fornito i nostri consulenti, che è stata rafforzata da queste nuove lesività. Io ritengo che arriveranno a delle conclusioni, poi queste conclusioni, allora dobbiamo partire da un fatto che se verrà aperto un procedimento per omicidio, siamo dinanzi ad un caso comunque indiziario, non abbiamo la prova certa, quindi poi tant'è che poi funziona così, questo è l'iter, dai fatti noti c'è tutto un procedimento per arrivare ai fatti ignoti, quindi non è che abbiamo bisogno della pistola fumante, ci sono molti casi in Italia, molti processi che si sono conclusi processi come processi indiziari, no? indiziari Dice e ci lei, hanno dato avvocato. delle risposte. Quindi una valutazione la dottoressa la farà, però, e dirà anche, arriverà certo, anche delle conclusioni che, ripeto, saranno delle ipotesi, ma delle ipotesi che comunque dovranno darci delle risposte importanti. Il primo che ha parlato di suicidio anche con gli amici, con i parenti, è stato proprio lui. Chi ha detto agli inquirenti di trovare l'orologio rosa? Nessuno lo sapeva com'era Tra vestita. l'altro, scusa, Liliana. Non aveva la colanina della mamma, che lei non sarebbe mai uscita senza. Ma non aveva la Non aveva fede. gli anelli. Non aveva la niente. fede. Secondo me hanno tolto tutto dopo. Hanno tolto gli anelli, hanno tolto le colanine, i braccialettini, Nell'immediatezza. hanno tolto tutto. Vi ricordate il braccialettino che ha trovato la Valentina sotto l'albero? Mi hanno chiamato in questura per riconoscerlo. Vi ricordate quel pezzo di braccialettino sotto l'albero dopo tanti mesi? Quindi è stato tutto confezionato. Quindi la fede non l'aveva ancora tolta? L'avrebbe tolta, ma forse in un altro momento. Alla fine della giornata doveva tornare a casa dal marito, quindi perché lasciare la fede a casa? E gli altri anelli? Dove sono finiti? Perché non restituisce la fede della mamma e la colanina della mamma a Sergio?
Perché non li restituisce? Certo, Non che- sono suoi. Una cosa che fa parte dei 25 punti che secondo noi è molto importante. Il fatto di aver trovato tutti quei soldi in casa. Perché il GIP deve anche chiarire questo, perché Liliana non poteva andarsene. Liliana aveva un segreto con Sebastiano che non poteva uscire da quella casa. Questa è la nostra ipotesi. E qualcuno deve indagare su In che questo. senso Aveva un segreto, non so di che tipo, anche se lo immagino non lo posso dire, non siamo noi che dobbiamo indagare su questo. Comunque se pensate a tutte le gite, alle macchine fotografiche, ai cellulari, alle biciclette, quelli non sono stati comprati con lo stipendio di Liliana, perché se solo di affitto aveva 600-700 euro, lei ne prelevava 400 dalla banca. Come facevano? È inutile che venga a dire le saune, le gite, i weekend, li pagavo con i miei 500 euro di pensione. Che qualcuno mi dica come si fa, perché se lo faccio anch'io allora, tutti i weekend. Senza fare i conti a nessuno in tasca, però l'affitto di casa, le bollette, l'assicurazione dell'auto, la revisione dell'auto, la moto, le biciclette, le macchine fotografiche, le GoPro 7, quella 9, i weekend, ma ditemi, con 1800 euro più 500 sua, ok, fanno 2200, ma è possibile? Un qualsiasi casalinga può fare questi conti, che non tornano. Io l'ho detto in questura il 28 dicembre, io l'ho detto in questura, quando mi hanno chiesto cosa poteva essere successo, per gelosia, e io ho detto no, qui è una questione economica, ma l'ho detto prima ancora di trovare Liliana. Perché la questura vuole nel corso dei 3 anni, quando quelle 2 volte che ci hanno chiamato, insistere perché è un suicidio? Un brigadiere che mi fa un esempio vuole che il suo compagno muoia, si suicida dentro casa o fuori casa. Ma questi sono gli inquirenti che i cittadini italiani pagano con le tasse? E poi c'è un'altra cosa. Il calzolaio sotto casa che paga luce, acqua, tasse, INPS, malattia e tutto, si vede un Sebastiano che fa i coltelli dentro casa per 20 anni in un magazzino. Gli inquirenti dove sono? Le autorità preposte al controllo del lavoro in nero dove sono? Io mi chiedo se è una vergogna questa, a dispetto di tutte le persone oneste che non riescono a tirare avanti, ma che comunque pagano tutto quello che devono pagare. Dove sono le autorità preposte a fare questo? È una vergogna. Anzi, lui dice che la polizia gli ha detto che poteva continuare a fare il suo lavoro. Io penso, e poi mi taccio, io penso a quel povero proprietario di casa che l'ha trasformata in un deposito, che magari lui se l'è comprata con sacrifici di una vita e non lo fa neanche entrare in casa per vedere, perché Allora, è lui il padrone di quella casa, non il proprietario che l'ha affittata. Allora. Domani sarà l'anniversario della Certo. sua scomparsa. Noi non abbiamo un corpo al cimitero per onorare, quindi ci troveremo tutti al boschetto. Io invito i miei cittadini, gli amici, quelli che hanno seguito questa storia per 3 anni, se vogliono venire là a fare una preghiera per Liliana, perché non abbiamo altre possibilità di farlo. ragione. Stamattina una sorpresa, dopo una decina di giorni mi è arrivato il messaggio di buongiorno di Claudio Sterpin, perché voi dovete sapere che Claudio Sterpin, a me e probabilmente a molti altri suoi amici, ogni mattina manda un messaggio col buongiorno. A questo punto ne ho approfittato per dirgli che tutti siamo stati molto preoccupati per lui e che al di là delle tematiche trattate dai video, i commenti negli ultimi giorni erano incentrati sul chiedere come stesse lui, e devo dire che anche in privato mi arrivavano continui messaggi in cui mi si chiedeva di aggiornare le sue condizioni di salute. A questo punto gli ho anche chiesto se era in condizione di mandarmi un vocale da dedicare al pubblico che lo segue per tranquillizzarlo, e lui, grande come sempre, lo ha fatto. Grazie Eder, grazie. In questo momento preciso mi trovo a Catinara all'ospedale, sono tornato per fare 2 esami, una ecografia e una radiografia, è sempre delle parti basse, è chiaro, perché lì che si è sviluppata questa
chiamiamola infezione, della quale spero di essere fuori ormai, ecco, anche se ne esci dopo una settimana abbondante di degenza in ospedale e un'altra settimana di sopportare queste cose, sei uno straccio. Comunque ti ringrazio e grazie a tutti quelli che hanno dimostrato interesse per la mia salute. Grazie a voi. Ciao. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.